Seconda corsa, una condizionata sul miglio, 1 Zemellino, 2 Zarina York, 3 Vincent Trio, 4 Zerlina del Ronco, 5 Zero Gravity, 6 Vortice Leo, seconda linea 7 Over Air Limit, 8 Zoe CCSM. I favori per Vincent Trio, nettissimi in chiusura di gioco. Numero 3 Marco Stefani in sediolo. Prende velocità la macchina e lascia andare i concorrenti con Vincent Trio, subito leader su Zero Gravity, che insiste all'esterno e poi cerca di farsi spazio in corda. Vediamo se riuscirà a sistemarsi in scia. Lo fa Zero Gravity, che così è direttamente in schiena a Vincent Trio. Terza posizione per Zemellino, rimane di fuori invece Zerlina del Ronco. 200 iniziali in 14,4, molto svelti per Vincent Trio. Ora in terza corsia risale Vortice Leo, più sollecito del solito a mettersi sulle gambe, e dopo 400 metri in 29,7 arriva a ridosso del leader. Vortice Leo quindi va su Vincent Trio, si trascina Zerlina del Ronco, alla corda è sempre Zero Gravity che si trascina Zemellino, corsie esterne anche per Over Air Limit. E intanto i 600 in 45,5 da 1,15,8 per Vincent Trio, che ha a ridosso Vortice Leo, una seconda pariglia formata da Zero Gravity e Zerlina del Ronco. Intanto gli 800 se ne vanno in 1 minuto e 6 decimi, con situazione tattica invariata, con tutte pariglie alle spalle della prima, formata da Vincent Trio e Vortice Leo. Se ne va anche il chilometro nell'ordine dell'1,15,8. Vortice Leo aggressivo su Vincent Trio che ribatte. Più indietro rimane Zero Gravity con all'esterno Zerlina del Ronco, poi Over Air Limit. 400 alla conclusione, ancora i primi due alle prese con un parziale in 14,5. Vortice Leo cala leggermente a metà curva, ma deve essere sostenuto Vincent Trio, e Vortice Leo si prepara al nuovo affondo, al completamento della piegata, ingresso addirittura d'arrivo. Più indietro in terza posizione Zerlina del Ronco. Ultimi 100 metri di gara con Vortice Leo che fa valere veramente una condizione al top e passa nel finale sullo stesso Vincent Trio. Terzo posto più indietro per Zerlina del Ronco. La vince meritatamente Vortice Leo. Antonio Greppi in sediolo. Il training di Sandro Miraglia, la quota al totalizzatore di 2,96 era la prima alternativa a Vincent Trio. Rivediamo le battute conclusive, percorso interamente scoperto per Vortice Leo che piega Vincent Trio. Terzo posto per Zerlina del Ronco.